Una baruffa in corso durante la pubblicità fra Marchese e Riva, perché Marchese è contrario al nucleare. No, io non sono contrario al nucleare, dico semplicemente non dobbiamo illudere la gente che decide di fare il nucleare, fra 3 anni la centrale è pronta. Ci vogliono 20 anni, se partiamo adesso, per avere in funzione le nostre centrali nucleari. Ci sono componentistiche che vanno fermate adesso per poterle avere disponibili fra 6 anni. Allora, Zanola. Se lo cominciamo... Zanola. A me pare che ci sia un dato di fondo, no, che è emerso, cioè che noi in sostanza come sistema paese e anche come sistema Regione Veneto abbiamo un deficit importante. Abbiamo sempre bisogno di energia. Abbiamo bisogno di energia. Le imprese, ricordiamoci, le nostre imprese, che sono poi quelle a cui tutti facciamo riferimento, sono quelle che pagano l'energia in Italia al prezzo più alto in tutta Europa. No. Quindi sono due fatti dai quali non si può prescindere. È vero che il rinnovabile su cui tutti stiamo investendo, perché il Consorzio attraverso i comuni nel Bellunese sta facendo una quota importante per far tornare anche ai cittadini quello che è un sistema di risorse della nostra provincia, ma il fabbisogno generalizzato di un sistema come la Regione Veneto e come lo Stato italiano non verrà mai coperto. Comunque è sempre positivo che fa centrale, ma non possiamo pensare che tutto venga coperto dal rinnovabile. No, però quindi se uno vuole fare una centrale fotovoltaica è sempre positivo, va incentivata. Nel caso della Fondazione Panto, che mette a disposizione i terreni della famiglia di Giorgio Panto, mette a disposizione gratuitamente i terreni per fare la centrale fotovoltaica che si paga da sola, perché la paga col mutuo e quindi da sola si paga. Non è che si paga da sola, è perché c'è un contributo pubblico che sostiene l'investimento, altrimenti da un punto di vista energetico puro, e con questo non è che voglio dire che non vada fatto, se paga perché c'è l'incentivo che tutti noi paghiamo. Ma se paga anche finito l'incentivo. Sì, ma torno a dirti, regge economicamente solo perché c'è un contributo pubblico importante, altrimenti